Sì, buonasera a tutti. Appunto, l'ha detto Gisella, Walter è amico di tanti di noi, probabilmente l'abbiamo conosciuto tutti. Il tema che pone è un tema che riguarda proprio ciò che abbiamo fatto in questo mese e ci sembrava proprio un delitto non affrontare, non proporlo. Poi il tema è anche delicato, probabilmente le sensibilità all'interno nostro non sono identiche, per cui al momento ci siamo sentiti di presentare una sorta di ordine del giorno come comitato promotore e con l'impegno di convocarci per parlarne, presentare poi un documento comune da inviare alle autorità competenti. Ve lo leggo, leggo prima parte della lettera, non voglio rubare troppo tempo perché l'agenda dei lavori è ricca. Comunque vi leggo qualche brano. Mi chiamo Walter Peludo, ho 64 anni, vivo a Cagliari. Nell'agosto del 2011 mi è stata diagnosticata la SLA. Posso scrivere questa lettera solo grazie ad un computer a comandi oculari. La malattia è infatti progredito velocemente nel suo avido tragitto. A metà del 2013 sono completamente immobilizzato. Vivo con un tubo che collega 24 ore al giorno il mio naso ad un respiratore meccanico. Le mie funzioni vocali sono fortemente compromesse. Non avendo più il riflesso difensivo della tosse, mangio e bevo ogni volta con il terrore che qualcosa vada di traverso. Mi è già successo 2 volte, generando una situazione terribile di soffocamento. Inoltre, vivendo solo da molti anni, ho dovuto abituarmi a condividere la mia casa di 80 metri quadri con badanti extracomunitari ai quali mi sono dovuto affidare giorno e notte. E così va avanti e dice: sono consapevole del mio destino, sempre che non intervenga prima una fatale crisi respiratoria che sopravanzi in azione meccanica e respiratoria, sono condannato a perdere completamente, più prima che poi, le mie funzioni vocali. E allora salto, io vi chiedo come potrò rendere operative le mie volontà, vi chiedo perché costringermi ad andare in Svizzera invece di poterlo fare vicino ai miei affetti, nella mia terra, nella mia patria. E dice ancora: ma se come temo non potrò andare in Svizzera in ragione di insuperabili ostacoli logistici ed emozionali, in quale altro modo potrò realizzare la mia volontà se non col rifiuto di acqua e cibo e dunque con una lenta morte per sete e per fame? Insomma, taglio e vi leggo la nostra proposta di ordine del giorno al convegno. Il Mese dei diritti umani condivide l'appello contenuto nella lettera che Walter Peludo ha recentemente inoltrato ai partiti politici presenti in Parlamento e agli organi di stampa sul problema del fine vita. Ribadendo il nostro impegno al fianco delle associazioni che si battono per garantire la vita migliore e più lunga possibile a tutti gli individui, anche a quelli affetti da disabilità gravissime, riteniamo giusto che il Parlamento affronti il tema di fine vita così da risparmiare ai pazienti terminali privi di qualsiasi aspettativa di miglioramento sofferenze inutili e crudeli e dare l'opportunità a chi lo chiede di porre termine ad esse, evitando accanimento terapeutico e prolungamento artificiale della vita. Pertanto, come Comitato Promotore del Mese dei Diritti, ci impegniamo a convocare in tempi brevi un incontro di tutte le associazioni aderenti al fine di presentare alle istituzioni un documento comune sulla materia. Per il Comitato Promotore Gisella Trilcas, Roberto Lobbo e Antonello Murgia.